Si chiamava Alvise Donà, il 27enne informatico di Cannareggio che domenica verso le 19 ha perso la vita in via Fratelli Bandiera a Marghera. Il 27enne stava attraversando la strada in prossimità dell'hotel per prendere l'autobus alla fermata Colombara quando è stato colpito in pieno dall'auto che l'ha trascinato fino a qui, per 50 metri. Complice forse il buio e una scarsa illuminazione, la persona alla guida dell'auto che stava sopraggiungendo non l'avrebbe visto, arrivando ad impattare violentemente sul ragazzo che doveva rientrare a casa senza lasciargli scampo. I sanitari del 118, giunti poco dopo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In questa zona non ci sono semafori né indicazioni di limiti di velocità e Donà era lontano dalle strisce pedonali. Sotto shock l'automobilista che l'ha investito e ucciso. Il padre del 27enne è giunto sul posto, ma trovandosi di fronte a quello scenario si è sentito male e per questo motivo è stato riaccompagnato a Venezia, dove il figlio viveva insieme a lui e alla mamma. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale. Alvise lavorava all'Interlogica di via Miranese a Mestre, amava leggere soprattutto i fumetti ed era una persona molto riservata.